Un fulmine a ciel sereno scuote Rossano Veneto, dove il comune comunica sui social la risoluzione del contratto con il direttore dei lavori della nuova piazza. E chi il tema della nuova piazza e dei lavori pubblici l'ha seguito per qualche anno ha qualcosa da puntualizzare. Il RUP, responsabile unico del procedimento, dottor Ivan Moresco, ha scritto al direttore dei lavori, l'architetto Antonio Tonietto, una serie di domande, ha richiesto una serie di precisazioni. Questo è l'avvio di un iter di scioglimento di un contratto. Ora lo studio ha 2 settimane di tempo per rispondere alle domande del responsabile unico del provvedimento. Se non risponde si innescherebbe la possibilità della fine del contratto, ma sicuramente lo studio è assolutamente tranquillo nelle risposte che darà. La minoranza di Rossano si schiera con il direttore dei lavori e avverte: Nessuno è stato licenziato. Prima di licenziare un direttore dei lavori ci sono tantissimi passaggi e da parte anche del direttore dei lavori, nel caso non sia soddisfatto, ci potrebbe essere anche un ricorso al TAR. E massima solidarietà perché è stato pubblicato in modo assolutamente inusuale da parte di un'amministrazione comunale che non sa più che pesci pigliare, nei profili Facebook del comune il nome dell'architetto per quanto riguarda un processo che non è ancora definito. l'ex sindaco chiude con un attacco all'attuale amministrazione. Sono 6 mesi di fatto che non dà notizie di vita propria, che non scrive atti amministrativi, ha degli ordini che sembra aver dato solo oralmente, non sono seguiti atti scritti e un'amministrazione è tale proprio perché deve scrivere degli atti amministrativi e si rende conto di non riuscire a finire le opere per tempo. È tutta colpa di una incapacità amministrativa.